a Noi Chiesa Diocesi Liguri. Apriamo con il recente raduno delle confraternite delle diocesi di Acqui, La Spezia, Genova e Chiavari, che si è tenuto al Santuario Mariano di Montallegro, sulle alture di Rapallo, nella diocesi di Chiavari. La Santa Messa è stata celebrata dal vescovo Gianpio De Vasini. C'era maltempo, ma l'iniziativa si è svolta comunque e ha dato la possibilità a tante consorelle e confratelli di incontrarsi da tutte queste diocesi per conoscersi e per scambiarsi le proprie esperienze in questo ambito così speciale della vita della Chiesa. Vediamo. Montallegro ospita la storia. Confraternite antiche, pellegrine attraverso i secoli rinnovano davanti al vescovo di Chiavari la volontà di proseguire nella loro triplice missione: preghiera, culto e carità. Siete disposti ad osservare il regolamento della confraternita a cui siete iscritti? Sì, con l'aiuto del Signore. Il Vangelo del giorno, dice De Vasini, ricorda che Gesù è in mezzo a noi e promette la risurrezione, qualcosa che si può già pregustare oggi. Tutte le volte che doniamo la nostra vita agli altri perché gli altri abbiano vita. Ecco, I confratelli lo sanno bene, da secoli si occupano dei bisognosi. Al santuario di Montallegro ci sono realtà da Genova, La Spezia, Chiavari e Acqui, con cappe, vessilli e crocifissi. Siamo un centinaio di confratelli, è una confraternita piuttosto antica perché risale a circa al fine 1600, quindi è abbastanza vetusta, e abbiamo un crocifisso che è della scuola del Maragliano, e ai tempi era addirittura una confraternita che si occupava anche di prestare il grano ai confratelli bisognosi, insomma ha una storia piuttosto antica. Adesso l'attività rimane quella di movimentare i Cristi? Movimentiamo i Cristi e accompagniamo i confratelli defunti in cappa e li trasportiamo ancora in spalla come usava una volta, perché il compito proprio delle confraternite era anche specialmente l'accompagnare i defunti confratelli, perché allora non c'erano le pompe funebri come c'è adesso, chi non era iscritto doveva pagare, invece chi era iscritto c'aveva i confratelli. Addirittura chi non andava a accompagnare i confratelli pagava una multa. Sono importanti raduni come questi in cui ci si trova tra confraternite di diverse parti della Liguria? Ma sicuramente, intanto è un modo per ritrovarci tutti insieme, un momento anche per concentrare la preghiera per diversi intenti, ma comunque è sempre un modo di essere confraternite tutti insieme, non divisi. Una volta c'era molte più divisioni, adesso si è un po' più tutti uniti. La nostra confraternita è composta da circa 60 persone, tra confratelli e consorelle. La nostra confraternita di San Nicola di Bari è nata nel 1600, però all'inizio del 1600 era intitolata alla Santissima Croce. Poi durante gli anni dopo è stata aggiunta, quando San Nicola di Bari è stata cambiata in San Nicola di Bari, quindi deve essere l'unica nella provincia di Genova. Festeggiamo San Nicola il 6 dicembre, nella festa della nostra comunità, e facciamo una festa in ricordo di San Nicola. Abbiamo rifatto la facciata ultimamente dell'oratorio, che inaugureremo il 3 giugno in presenza del nostro vescovo di Genova Marco Tasca. Siamo 130 iscritti circa. La nostra confraternita ha 650 anni, è dedicata alla Santissima Trinità e Santa Croce di Gralia. Io sono il coordinatore delle confraternite del Piemonte, per cui sono qui in veste ufficiale a rappresentare anche alcune confraternite del Piemonte che non ci possono essere. Noi facciamo attività, non abbiamo i crocifissi grandi, abbiamo solo questo crocifisso qui. Facciamo le nostre processioni, le nostre feste religiose e soprattutto ci dedichiamo alla carità, al restauro della Chiesa, alle opere di beneficenza. La nostra confraternita è molto antica e noi continuiamo le tradizioni e preserviamo tutto quello che è la nostra cultura, il nostro patrimonio e anche di comunità proprio tutta quanta, e partecipiamo unitamente a tutti quanti per un discorso di condivisione, di pace. Noi a Vandita organizziamo parecchi eventi tutti gli anni per poter sempre
associarsi a tutti quanti e a fare partecipi della nostra tradizione. Noi abbiamo un oratorio che è aperto a tutti quanta la cittadinanza, perché l'oratorio è di tutti, e lì all'interno dell'oratorio organizziamo degli eventi che sono riguardanti al nostro territorio per preservare usi, costumi, tradizioni, tutto quello che ci hanno lasciato quelli che ci hanno preceduto e contribuiamo con i nostri saperi a promuovere il territorio, per cui facciamo eventi sia di cultura che musicali che di di aggregazione sicuramente, sì, anche al territorio. Oggi il numero dei confratelli è di poche decine in quasi tutte le realtà, ma la tradizione non si spegne. A Rapallo troviamo 2 confraternite fondate nel corso del 1400 e ancora vive. Noi siamo 25-30 membri, il nostro borgo è un borgo medievale di circa 1000 abitanti, la nostra confraternita è stata fondata nel 1439, era una confraternita dei disciplinanti, poi dalla Santissima Annunziata e poi dal 1675 è diventata Nostra Signora del Carmine, perché abbiamo avuto i padri carmelitani che avevano un convento lì, il feudatario ha costruito un convento per i padri e quindi hanno cambiato il titolo sia della parrocchia che della confraternita. Quali sono le attività della vostra confraternita adesso? Le attività sono le varie feste che facciamo, noi facciamo la processione del Venerdì Santo, partecipiamo al servizio liturgico per i riti della Settimana Santa, poi presenziamo alla solenne processione del Corpus Domini, e alla processione, alla messa e alla processione della Madonna del Carmine, che è anche titolare della parrocchia ma titolare anche della nostra confraternita, e di Sant'Alberto Carmelitano, che festeggiamo il 7 agosto, che è patrono del comune di Cremolino. Dopodiché partecipiamo ai vari raduni, ai vari pellegrinaggi. Noi siamo diocesi di Acqui e poi facciamo un'attività di carità, di preghiera. Diciamo che cerchiamo di percorrere e di fare i vari pilastri delle confraternite, la carità, il culto pubblico e la preghiera. La nostra confraternita nasce nel 1472 e ha avuto un fermo come tutte nel periodo napoleonico, e avevamo non tantissimi beni, i nostri contadini, quel poco che avevamo, sono riusciti a occultarlo, e siamo attualmente nella nostra confraternita, siamo 79 tra confratelli e consorelle, abbiamo 4 Cristi processionali e purtroppo abbiamo pochi giovani. E quali sono le vostre attività? La principale è la preghiera, il suffragio dei defunti, e ormai le opere di carità sono abbastanza, come posso dire, momentanee, qualche famiglia in difficoltà eccetera, il suffragio dei defunti, e poi partecipare alle nostre processioni sia della nostra confraternita, e contribuiamo alle attività della parrocchia di San Michele Arcangelo di Montesignano, e poi alle manifestazioni diocesane della processione del Corpus Domini e San Giovanni Battista, che è il nostro santo patrono. Domenica 23 aprile alle 11 nella chiesa di San Pietro Apostolo in via Untoria a Savona il vescovo Calogero Marino conferirà il ministero dell'accolitato a Danilo Gambetta, insegnante di religione cattolica che sta compiendo un cammino di formazione verso il diaconato permanente. Abbiamo vissuto con gioia le grandi celebrazioni della Settimana Santa, in particolar modo la notte e il giorno di Pasqua. Ora l'ormai prossima ammissione all'accolitato di Danilo è una grazia per la nostra comunità. Sono le parole del parroco padre Enrico Redaelli. L'accolitato è un ministro di culto in aiuto al diacono e a servizio del sacerdote all'altare e nelle processioni e in altri atti liturgici, come ad esempio nella distribuzione della comunione in mancanza di ministri ordinati o quando essi sono in numero insufficiente. Il vescovo di Tortona, Guido Marini, ha partecipato alle celebrazioni della Pasqua ortodossa proprio nella città di Tortona, un evento che ormai è una tradizione per questa comunità diocesana e per questa città. È stato un segno di unità e di comunione. Vediamo insieme il servizio.
Come è ormai tradizione, lo scorso sabato sera il vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini, ha partecipato alla Pasqua ortodossa della comunità di Tortona. Al Lucernario era presente anche il sindaco della città, Federico Chiodi. La suggestiva celebrazione, che è durata fino all'alba, è stata presieduta dal parroco, padre Catalin. La presenza del vescovo è stata un segno tangibile di comunione e amicizia tra le comunità cristiane, che a Tortona si è raggiunta ormai da diversi anni. Quando abbiamo ripetuto insieme diverse volte Christos anviat, Cristo è risorto, ho avuto un momento di commozione perché ho avvertito una grande unità, una grande comunione. Ci siamo sentiti davvero una sola famiglia, noi cattolici, voi ortodossi, perché la fede è questa e ci unisce. Cristo è risorto, Christos anviat. Abbiamo queste luci nelle nostre mani, sono un segno, ci ricordano che anzitutto la luce è dentro di noi, perché il risorto è con noi, ma nello stesso tempo ci ricordano che questa luce siamo chiamati a portarla là dove viviamo, là dove la luce non c'è, là dove l'oscurità sembra vincere. Allora non dimentichiamo, le luci che portiamo nelle mani ci ricordino che noi abbiamo la luce perché siamo figli della risurrezione, perché Gesù risorto è con noi. E nello stesso tempo non dimentichiamo, abbiamo un grande compito, che poi è anche un grande dono, portare la luce a tutti. Portare la luce dove la luce non c'è, portare la luce per rischiarare le tante tenebre che sono attorno a noi. L'augurio allora che faccio a tutta quanta la comunità ortodossa romena di Tortona e anche dei territori vicini è proprio questo, che la luce che abbiamo nelle mani questa sera risplenda sempre più nel cuore di tutti quanti e che questa luce, risplendendo nel cuore, possa risplendere anche in ogni ambiente di vita nelle quali ci troviamo. A Genova continua il ciclo di incontri organizzato dall'Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti in collaborazione con la Libreria San Paolo, dedicato ai temi di Economy of Francesco, con la presentazione di alcuni volumi specifici sui temi dell'economia. Sabato mattina alle ore 11 alla Sala Quadrivium di Genova sarà presentato il libro di Ciro Cafiero dal titolo Il lavoro che cambia, la nuova prospettiva solidale. Insieme all'autore interverranno Don Massimiliano Moretti, cappellano del lavoro, e Don Gianfranco Calabrese, vicario episcopale per l'annuncio del Vangelo. Ora torniamo a Tortona perché la diocesi di Tortona ospita sul suo territorio Cascina Rossago, un centro dedicato all'accoglienza e alla cura delle persone in età adulta affette da autismo, un centro di assoluta eccellenza che può ospitare fino a 24 persone in modalità residenziale. Il vescovo Guido Marini lo ha visitato. Lunedì pomeriggio il vescovo Monsignor Guido Marini ha visitato Cascina Rossago a Ponte Nizza, la prima fan community d'Italia, eccellenza lombarda per la realizzazione di percorsi di vita per ragazzi e ragazze con autismo grave. La struttura ospita 24 persone che in un contesto sereno e creativo possono progettare la loro vita futura. Il vescovo ha celebrato la Santa Messa per i residenti e si è soffermato per oltre un'ora a parlare con gli ospiti e le loro famiglie, apprezzando le attività e il lavoro svolto con competenza dagli operatori. Ha promesso attenzione verso il progetto che tornerà a visitare il prossimo anno nell'ambito degli eventi dedicati alla sensibilizzazione e alla consapevolezza sui disturbi dello spettro autistico. In conclusione torniamo a Savona perché ogni lunedì nel convento di
San Giacomo in Latronorio, in località Piani di San Giacomo, la Fraternità Francescana allo Spirito del Signore invita a pregare per la pace con la celebrazione della Santa Messa che ha inizio appunto ogni lunedì alle 18:30. In ogni celebrazione viene ricordato un conflitto in corso nel mondo. Di volta in volta quindi la celebrazione viene introdotta dalla cronaca di quanto sta accadendo in una particolare zona calda del nostro pianeta. Molti sono i conflitti infatti e la maggior parte di questi prosegue senza che da parte degli organi di informazione ci sia sufficiente consapevolezza e sufficiente copertura appunto di quanto sta accadendo. Le preghiere dei fedeli saranno libere. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa Diocesi Liguri. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.